Gli alpini sbarcano a Ponte Vecchio, nel vero senso della parola, perché improvvisamente tra turisti e bassanesi a passeggio sul ponte la sorpresa è tanta. Sulle acque del Brenta spuntano i barchini militari, a bordo soldati armati di tutto punto, con tanto di mascheramenti del viso per mimetizzarsi tra la vegetazione delle sponde. Sbarcano, si dispongono lungo la riva per proteggerla dalle minacce nemiche. È un'esercitazione. Loro sono gli alpini che stanno terminando le 11 settimane di addestramento nella scuola militare di Aosta. L'attività tattica per il superamento di un ostacolo naturale fluviale che avviene sul fiume Brenta vede gli allievi del corso Mita al Padomello 3 avvicinare e attraversare appunto un corso fluviale mediante l'impiego di barchini a pagaie e la messa in sicurezza di una spiaggia mediante la presa di terra. Si muovono veloci, si guardano le spalle, con la divisa mimetica, l'elmetto e il mitra puntato. Intanto dal ponte foto e video si sprecano. Gli alpini vogliono mostrare ai cittadini cosa sanno fare, come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Esercitazioni di solito confinate in zone impervie dove nessuno li vede. Qui invece lo scenario è ben diverso, in mezzo alla gente. Le marce in montagna avvengono in assetto tattico, in ambiente invernale innevato, con l'impiego di ciaspole, sci e ramponi. Al termine delle marce, in prossimità dei sacrari militari, la compagnia rende gli onori ai caduti. Gli allievi sono inoltre impegnati in attività ginnica giornaliera che li vede correre per il centro storico di Bassano, incontrando le scolaresche del luogo. Terminato il corso, questi alpini saranno destinati ai vari reggimenti, a Feltre, Belluno, Vipiteno, Pinerolo, Cuneo, tutte città in cui il legame con gli alpini è stretto, di amore e di grande stima per le penne nere.